Archiviata l'amarezza del pareggio subito al 90° domenica scorsa in casa dell'Atletico, il Rieti di Carmine Parlato ha ospitato al Maglio Scopigno il San Teodoro, formazione sarda davvero all'ultima spiaggia. C'era gran voglia di vincere nell'11 amaranto celeste, per riprendere subito i 2 punti sfumati nell'ultima giornata, e così è stato. Se dunque provassimo a rovesciare la classifica del tempo, come li descriveremmo questi 95 minuti giocati? La risposta non lascia dubbi: ordinaria amministrazione, ovvero gol, dribbling, accelerazione, cross e tanto altro. Inizia le ostilità il San Teodoro al 7°, da una ripartenza nasce un angolo. Raimo, il numero 3 isolano, tenta direttamente il tiro e colpisce la parte alta della traversa. Il San Teodoro insiste, tiro dalla distanza di Spano, Scaramuzzino neutralizza in 2 tempi. Al 20°, buona iniziativa Rieti, suggerimento di Minincleri per Marchegiani, il portiere Occheddu si supera ribattendo con i piedi. Cross perfetto di Dionisi, che poi risulterà il migliore in campo per Minincleri, che di testa sfiora il palo sulla sinistra di Occheddu. Al 26°, fallo di Bagatini su Cuffa, dai 30 metri Tirelli serve a sorpresa Dionisi, tiro grosso del numero 23, Amaranto Celeste, che costringe Occheddu in angolo. Alla mezz'ora ammonito Minincleri per simulazione. Dopo un'ammonizione di Cuffa per fallo tattico su Varela, termina la prima frazione di gioco a reti inviolate, specchio esatto dell'andamento di una gara in cui gli Amaranto Celeste non sono riusciti ad imporre il proprio gioco, risentendo forse delle assenze di Tiziano Luciani, squalificato, e Luigi Scotto in panchina per precauzione. Con Ispas al posto di Scevola, il Rieti prova a spingere, ottenendo 2 angoli consecutivi. Al 7° bella girata di Minincleri su cross di Dionisi. All'11° arriva il vantaggio Rieti, cross sul secondo palo di Minincleri per Matteo Dionisi, che di testa deposita in rete coronando un'ottima prestazione. Ci prova al 16° il San Teodoro con Spano, chiamando alla parata Scaramuzzino. 1 minuto dopo, secondo gol Rieti, dalla bandierina Capitan Tirelli disegna una traiettoria precisa per Mattias Cuffa, che da 0 metri appoggia di piatto in rete. Iniziano i cambi, il primo è sardo, al posto di Masocco entra con il numero 16 Rapone. 4 minuti dopo, Parlato e Sanchez cambiano ancora. Esce Occheddu, il numero 2 isolano Federico, per far posto a Vecchio. Nel Rieti esce Simone Minincleri, entra Luigi Scotto. Ancora Rieti in attacco, tiro di Marchegiani e bella parata in angolo di Occheddu. Al 27°, terzo gol Rieti, Ispas per Scotto, passaggio filtrante al centro dell'area dove Marchegiani risponde presente, depositando in rete il suo 19° gol stagionale. Ancora un cambio in casa Rieti, entra Matteo Cericola per Mattias Cuffa, tutti in piedi a applaudire il capezzone Amaranto Celeste, oggi davvero bravo. C'è solo Rieti in campo, show di Scotto, che con stupendi virtuosismi mette scompiglio nelle retrovie sarde. Al 43°, ammonizione per Scotto, che diffidato salterà la gara di domenica prossima ad Anzio, concedendo così il meritato riposo al suo ginocchio dolorante. Dopo 5 minuti di recupero, il signor Marco Emanuele di Pisa fischia 3 volte e manda tutti sotto la doccia. Il Football Club Rieti è ormai una squadra che può far sognare e talvolta i sogni si realizzano, per cui avanti così, in questo conto alla rovescia verso la meta prefissata. Comunque c'è da fare i complimenti ai ragazzi, perché non era assolutamente facile. Quello che ho detto nell'ultimo tempo è cercare di essere più calmi e più lucidi nella parte realizzativa, che è quella che ho cercato di correggere. Quindi ho cercato di abbassare un pochettino, tra virgolette, la tensione di andare immediatamente a sbloccare la partita. L'hanno fatto secondo me bene nella propositività, meno bene nella frettolosità negli ultimi 16 metri, ma anche il primo tempo comunque ero contento della prestazione, perché come ho sempre detto faremo 11 in tutte e 2 le fasi, e c'era queste partite qua, devi stare molto attento nella fase preventiva, perché ci possono essere qualche errore, che non ci sono stati, e quindi siamo stati molto molto attenti. Poi secondo tempo, con qualche informazione, come ho appena detto, sono stati più lucidi nel momento in cui è stata portata la partita. I ragazzi hanno avuto ancora di più quella forza, quella fame di andare a mettere il risultato in casa. Diciamo che avevamo
preparato la gara abbastanza bene in settimana, dove si è visto l'atteggiamento che abbiamo avuto per i primi 45 minuti, però con queste squadre, con questa forza non possiamo adeguarci solo al primo tempo. Purtroppo abbiamo fatto dei nostri errori, abbiamo subito un gol, il primo evitabile, poi il resto l'ha detto lei, siamo un poco disuniti, è andato in vigore purtroppo lo scoraggiamento, dove questa squadra è una conseguenza di tantissime partite, perché non è la prima volta. Purtroppo bisogna lavorare su questo punto qui e bisogna migliorare quello che di negativo abbiamo. Una cosa positiva, partire dalla prestazione almeno iniziale.